Oggi la visita istituzionale di Sua Eccellenza il Prefetto qui presso il Comune. Sì, devo dire che ho accolto la notizia in maniera piacevole e favorevole. Tra l'altro io ero stato invitato subito dopo l'insediamento proprio per fare conoscenza con il prefetto, direttamente dalla prefettura, con gli altri sindaci eletti in quel periodo in provincia di Agrigento. Questo non è stato possibile perché ricoprendo la carica di commissario d'esame presso l'Istituto Luigi Pirandello, ho dovuto sostanzialmente posticipare questo incontro. In maniera sorprendente ha chiamato la segretaria del prefetto e ha avuto il piacere di incontrarci direttamente nel nostro comune e questo ci lusinga e oggi sarà un incontro molto importante perché abbiamo pure invitato alcune aziende nel campo agricolo, quindi aziende che producono prodotti tipici e spero che ciò possa dare anche risonanza tramite la vostra emittente. Ecco, lei è sindaco nuovo eletto, qual è la situazione attualmente al Comune un po' da un punto di vista generale? Allora, le spiego subito, noi purtroppo dopo l'elezione ci siamo ritrovati senza il segretario comunale, ci siamo ritrovati con un ufficio tecnico smantellato. In che senso? C'era stato un concorso attingendo a una graduatoria del Comune di Palma di Montechiaro. Giustamente il vincitore del concorso ha voluto rientrare presso il proprio comune, ci siamo trovati senza il capo dell'ufficio tecnico, c'era un'altra figura professionale con l'incarico diretto del 110, col 110, ma è una figura che viene a mancare subito dopo praticamente la decadenza del sindaco. Quindi ci stiamo per ora organizzando per trovare le figure professionali adatte per ricoprire questi ruoli. Senta, quali istanze farete come amministrazione comunale al prefetto? Ma io penso che è importante il controllo del territorio, io penso che oggi la presenza del prefetto rappresenta una meta molto importante perché questo fa connotare una presenza istituzionale dello Stato in un territorio che si trova nell'entroterra agrigentino dove per venire qui ad Alessandria della Rocca, ma anche nell'Interland, io mi riferisco ai comuni di Bivona, Cianciana, Santo Stefano e San Biagio Platine, si deve spostare di proposito. Noi abbiamo una viabilità purtroppo fatiscente, una viabilità che ci penalizza moltissimo, anche se devo dire che percorrendo la 118 c'è un panorama fantastico e spesso magari le persone che arrivano di fuori e vedono questo tratto così meraviglioso sono affascinate anche del panorama. Quindi, qual è il problema idrico in questo momento, la situazione qui ad Alessandria? Noi qui ad Alessandria stiamo cercando di mitigare al massimo il problema idrico e ora emetteremo un'ordinanza chiudendo anche i bevai pubblici per avere un maggior approvvigionamento nelle vasche centrali. Ci sarà un controllo del territorio anche nelle periferie, nelle utenze che sono praticamente nelle campagne per capire se c'è un uso parsimonioso dell'acqua oppure per altri motivi che sono legati agli usi diciamo civici o residenziali. Abbiamo messo insieme due occasioni importanti. Uno, l'incontro con la nuova amministrazione che ha vinto le elezioni recentemente tenutesi e si è insediato da poco. E l'altro, uno dei miei passaggi da me ritenuti fondamentali, cioè la visita a tutti i comuni della provincia. Ci ho messo un po' perché sono 43, quindi grosso modo un anno di tempo se ne va, ma insomma è arrivato giustamente il turno di Alessandria che coincide appunto con questa felice occasione. Alessandria, come altri della zona dei Sicani, purtroppo c'è una viabilità molto difficile e critica. Diciamo che per Alessandria c'è comunque una strada statale che rispetto alla viabilità provinciale assicura un male minore, diciamo così. Certamente è necessaria una manutenzione maggiore, una maggiore attenzione. Ci sono comuni serviti solo da provinciali che a seguito della riforma delle province, col depauperamento del patrimonio dei liberi consorzi, ora liberi consorzi, sono veramente in gravissime difficoltà. Sicuramente anche Alessandria paga un prezzo che è quello della unica viabilità, per cui in caso di interruzioni che in inverno possono essere anche frequenti, il comune rischia di rimanere isolato. Si chiede maggiore sicurezza anche nel controllo del territorio? Proprio ieri abbiamo fatto un comitato ordine e sicurezza pubblica sui comuni di Ravanusa da una parte e Montevago dall'altra, perché il problema è ormai in tutta la provincia. Non è un problema, come dire, legato ai singoli episodi, talvolta sì, per esempio a Montevago c'è stata una recrudescenza di furti negli appartamenti dovuti a quanto si è poi scoperto al passaggio di alcuni gruppi
dedichi a questo. Lì si sta lavorando abbastanza facilmente, quando la causa è identificabile è più semplice. Più complessi sono i problemi di ordine pubblico relativi invece ai costumi che si vanno purtroppo in questo caso modificando. Mi riferisco specificamente al consumo di droga e alcol fra i minori. È un problema di tutta l'Italia, è un problema che una volta in Sicilia c'era poco, perché si beveva poco, certe sostanze non arrivavano, ma quantomeno nella mia generazione, voglio dire. Oggi il problema invece è uguale quasi a quello che ci può essere a Roma o Milano, nelle grandi città. E di recente l'episodio, ad esempio, di Ravanusa, di cui si è parlato ieri, dell'accoltellamento fra due ragazzine di 15 anni, evidentemente alterate dall'alcol durante il carnevale. Episodi simili funestano le occasioni di festa e di divertimento, che devono invece vedere unito il popolo in un momento di porto. Ecco. Non possiamo non fare l'ultima domanda, è l'emergenza idrica. Purtroppo anche questo territorio sta soffrendo parecchio, anche con le dighe che sono presenti. Sì, purtroppo l'impoverimento delle risorse idriche nelle dighe, quindi nei laghi, mette a rischio anche i comuni montani, che una volta erano, diciamo, meno a rischio rispetto a quelli più grandi lungo la costa. Quindi ormai la crisi idrica colpisce tutto il territorio, non soltanto di questa provincia, anche delle province di Caltanissetta ed Enna. Si parla ovviamente di crisi idrica a livello regionale, ma le misure sono molto diverse. Ad Agrigento, peraltro, esiste una turnazione già normale, che è una turnazione appena sufficiente a garantire il riempimento delle riserve che ognuno si è andato costituendo nel corso degli anni. E quindi basta un minimo di scostamento, poi di scostamento invece grande rispetto all'ordinarietà dei turni e delle quantità, per creare dei problemi enormi alla popolazione. Come voi sapete, questo spero sia chiaro, il prefetto non ha competenze di distribuzione di risorse idriche. Queste spettano alla regione per il sovrambito regionale e ai comuni messi insieme nell'ATI per quanto riguarda l'ambito provinciale. Ovviamente però sono intervenuto più volte quando il problema è diventato un problema di sicurezza. Quindi per esempio nel caso delle reti del Voltano, che sono state consegnate ad AICA per consentire una migliore distribuzione, fermo restando che la nota vicenda del passaggio delle reti farà poi il suo corso. Questo non è un'accelerazione, è soltanto una disposizione temporanea per il periodo della crisi. E lo stesso si è a dirsi per quanto riguarda l'ordine dato all'Enel di interrompere l'attività della diga San Marco, salvo alcuni periodi in cui viene riaperta per consentire le cosiddette mandate d'acqua verso il socio verdura. Sì, oggi per noi è un evento particolare, molto importante per la nostra comunità. Il prefetto ci onorerà della sua visita e siamo veramente lieti di accoglierlo. È importante la figura del prefetto come organo comunale di garanzia per le nostre, diciamo, istituzioni. Il prefetto sarà sicuramente felice di vedere quelle che sono queste piccole realtà comunali, che sono delle realtà che hanno subito profondamente gli effetti di alcune problematiche. Mi riferisco per esempio alla problematica dello spopolamento, sono però anche belle realtà agricole. Oggi il prefetto sicuramente avrà modo di constatare come ancora sono presenti alcune aziende agricole che noi con la nostra amministrazione cercheremo sicuramente di valorizzare. Sono anche le nostre delle comunità che sono preservate da alcune problematiche che affliggono invece tanti altri centri di medie e grandi dimensioni, come per esempio il discorso, diciamo, della violenza, della delinquenza, della criminalità in genere. Quindi di contro sono comunità molto tranquille nelle quali si vive molto bene. C'è bisogno soltanto di dare a queste comunità quell'input che permetta di farle uscire un po' fuori, diciamo, dall'isolamento, e in questo senso sicuramente le istituzioni sovracomunali possono essere d'aiuto e quindi possono venirci incontro. Questo è l'obiettivo che questa amministrazione si propone di raggiungere assieme a tanti altri obiettivi che sono di natura prettamente comunale. I prodotti tipici del territorio saranno presentati al prefetto. Iniziamo a conoscere la realtà produttiva di alcuni imprenditori qui ad Alessandria. Buongiorno, sono Elena Cannata, la mia azienda si chiama Noro, proprio per la contrada che occupa. Noi siamo produttori da anni di origano,
e anche di zafferano. Il nostro origano è un origano di montagna, particolarmente profumato, proprio per le caratteristiche che il territorio dà, sia per l'altitudine e quindi maggiore concentrazione di oli essenziali. È una bellissima pianta officinale e lo usiamo in tutti i nostri piatti. Così anche lo zafferano. Uno zafferano è una spezia, diciamo, magari dalle nostre parti non poco conosciuta, però in realtà è una spezia molto versatile e in più ha tanti principi nutritivi. È un antiossidante per eccellenza e quindi lo consiglio a tutti. E oggi ho portato anche una pasta aromatizzata allo zafferano. Buongiorno, mi chiamo Salvatore Barbiera, conditolare assieme a mio fratello Enzo di una piccola azienda agricola. Produciamo vino e olio, lavoriamo tutto presso la nostra azienda, vinifichiamo e confezioniamo e abbiamo diverse qualità importanti per quanto riguarda sia l'olio che il vino, perché abbiamo le uve di punta che sono il Nero d'Avola per la Sicilia e il Grillo che sono i vitigni più importanti, più altre uve internazionali che diciamo, arricchiscono un po' il nostro panorama. Ok, conosciamo un altro? Salve, buongiorno, sono Antonino Spotto. Anche io, insieme ai miei fratelli, abbiamo un'azienda agricola qui nel San Giovanni della Rocca. Noi ci occupiamo di mandorle, olio extravergine d'oliva, poi abbiamo vitigni e qui oggi abbiamo esposto della frutta, tra cui le pesche. Che qui La pesca di Bivone, insomma, sì, immagino. e rientriamo pure nelle GP di Bivone, nel territorio di Bivone. Ecco, conosciamo anche altri due produttori? Buongiorno, sono l'azienda agricola Cusmano Rullo e noi produciamo olio, origano e pomodori. In particolare i pomodori abbastanza lottando sempre con queste temperature perché siamo Che qualità nelle di mani pomodoro di è? Dio. Questo è il famoso pizzutello per la provincia di Agrigento. Benissimo. Poi l'olio abbiamo tante varietà, qua abbiamo una varietà autoctona della zona, solamente qua in zona, della Murtedara, che puntiamo a valorizzare questo prodotto e lottiamo per Andiamo, si va avanti, insomma, si va avanti. per valorizzare Conosciamo un il altro nostro produttore, gentilmente? Buongiorno, sono Leonardo Persia, titolare dell'azienda agricola Reton Torino. Produciamo tanti prodotti. Oggi ho voluto pubblicizzare e regalare al prefetto il miele e un burro vegetale di mandorla e solo mandorla da spalmare. Che tipo di miele? Il millefiori, quello che si fa nel territorio. Alessia Scaglione, i miei genitori hanno un caseificio, precisamente mia madre, Antonina Scaglione. Produciamo prodotti caseari, tra cui possiamo trovare formaggi di pecora, in particolar modo formaggio fresco, formaggio stagionato, caciotte fresche, caciocavallo e prodotti vari. Allora ci troviamo nel territorio di Alessandria della Rocca, però con sede precisamente a Santo Stefano Quisquina, nella cosiddetta zona Contradanoro. Possediamo molte pecore. Produttore e trasformatore. Io sono legale rappresentante della Cugini Pendino. Io sono Pendino Gaetano e trasformiamo le mandorle della zona e anche tutta la provincia. Compriamo sia nel nostro prodotto e poi nei commercianti, nei produttori, altre mandorle le trasformiamo, le lavoriamo e le rivendiamo sia al minuto che all'ingrosso. Sentiamo l'ultimo produttore presente qui al comune di Alessandria della Rocca. Ecco, lei cosa produce? Mi chiamo Pecoraro Ascanio Benedetto, produciamo, sono titolare di un'azienda agricola, produciamo vigni, variegati, olio, mandorle e queste cose, insomma, tutte. Come va l'attività al momento? Ma un pochettino né così né così, né bene né male, diciamo così. Comunque, si tira avanti, di poco che c'è. E siamo qui a costruire questa azienda per vedere se potremmo ir avanti di queste cose.